in cui il popolo italiano venne chiamato a scegliere la forma di governo dello Stato tra monarchia e repubblica. Con quel voto la nostra patria cambiò pagina, mostrando un desiderio di rinnovamento e di rinascita. La democrazia, a lungo auspicata fin dagli albori del Risorgimento, trovò istituzioni adatte dove esprimersi senza discriminazioni di censo o di genere. Alla scelta della Repubblica si accompagnò l'elezione dell'Assemblea Costituente, seguita dall'approvazione a larghissima maggioranza della Carta Costituzionale, autentica tavola dei valori e dei principi in cui riconoscersi, dei diritti e dei doveri da rispettare. La Repubblica seppe avviare un processo di ricomposizione delle fratture lasciate dalla guerra, aprendo nuove speranze di modernità e progresso. Oggi siamo chiamati ad onorare quanti nelle istituzioni e nella società civile concorrono a realizzare condizioni di sviluppo e di progresso in ogni campo. Celebriamo dunque il 2 giugno festeggiando tutti il compleanno della Repubblica, onorando i simboli della nazione ed esprimendo insieme un sentimento di forte e intensa appartenenza alla patria e all'Europa. Una rappresentanza del coro d'Auno Umberto Giordano, diretta dal maestro Luciano Fiore, presenterà ora il brano O Signore dal tetto natio, tratto dai Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi.
Ha inizio la cerimonia militare. La compagnia d'onore interforze, agli ordini del tenente Anna Lavacca dell'11° reggimento Eugenio Guastatori, fa il suo ingresso nel luogo della cerimonia. La compagnia interforze è composta da 2 plotoni rappresentativi dei reparti delle forze armate e corpi armati presenti nella provincia di Foggia. Primo plotone, agli ordini del tenente Nicola Formica del 32° Stormo di Amendola, è composto da ingegneri dell'11° reggimento Eugenio Guastatori, marinai della Capitaneria di Porto di Manfredonia, adieri del 32° Stormo di Amendola, carabinieri del comando provinciale, finanzieri del comando provinciale, agenti della Polizia di Stato. Secondo plotone agli ordini del tenente Emilio Fuscellano del comando provinciale Guardia di Finanza. È composto da agenti della Polizia Penitenziaria, agenti del Corpo Forestale dello Stato, vigili del fuoco del comando provinciale, unità del Corpo Militare Croce Rossa Italiana, infermieri volontari del Corpo Ausiliare Militare Croce Rossa Italiana, Polizia Locale. I labari delle associazioni combattentistiche d'arma, le associazioni di volontariato e le associazioni provinciali bersaglieri di Foggia con ingresso al passo di corsa fanno il loro ingresso nello schieramento. Compagnia, attenti!
provincia di Foggia fa il suo ingresso nello schieramento. Compagnia, attenti! Vengono resi gli onori al gonfalone della città di Foggia, decorato di medaglia d'oro al valor civile e al valor militare. Compagnia, attenti! Presenta onori al gonfalone della provincia di Foggia. Compagnia Rinfos, prefetto della città di Foggia. Compagnia d'onore, gonfalone della città di Foggia, decorato con medaglia d'oro al valor civile e al valor militare, gonfalone della provincia di Foggia, labari delle associazioni combattentistiche d'arma e associazioni di volontariato pronte per la rassegna. Vai con la musica.
Compagnia? Attenti! Presenta! Alza bandiera! Il Vescovo Metropolita di Foggia Bovino, Monsignor Vincenzo Belvi, procede alla benedizione della corona d'alloro in onore ai caduti. Compagnia, attenti! Preghiamo. Ti affidiamo, Dio, la nostra patria, il Presidente della Repubblica, coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Signore, illumini la loro mente, apri il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini, i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano sul nostro Paese, sull'Europa, sul mondo intero, una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa, per Cristo nostro Signore. Preghiera per i caduti. O Signore, Dio di bontà e Padre di misericordia, accogli la preghiera che noi fiduciosi ti rivolgiamo. O Cristo, Principe della pace, che versasti il tuo sangue per la redenzione degli uomini, per il sacrificio cruento dei nostri eroi caduti nell'adempimento del loro dovere,
in terra, in mare e in cielo, per la fede, per la speranza e per l'amore che li animarono a morire. Dona loro la corona di gloria, a noi la pace, all'Italia la prosperità. Fa che sia accolto il grido del loro sangue, affinché dall'odio fiorisca l'amore, perché essi caddero senza egoismo, santificando così il loro sacrificio offerto a te, o Dio, padrone della vita e della morte, in unione col sacrificio del tuo Figlio divino. Vergine Santa, consolatrice di ogni umana sofferenza, avvalora con la tua intercessione le nostre preghiere. A voi, eroi caduti di tutte le guerre, il profumo delle nostre preghiere, la carezza del nostro ricordo. Amen. Onori ai caduti! Cari prefetti, nell'anniversario dei 70 anni della scelta repubblicana, mi è grato rivolgere per il vostro tramite un saluto a quanti sul territorio svolgono pubbliche funzioni. La democrazia trova nella coesione sociale il rafforzamento delle proprie ragioni. Ogni sforzo collettivo per cogliere, sostenere e valorizzare i segnali positivi per il rilancio del sistema produttivo e ogni opportunità di occupazione e di crescita sociale va incoraggiata. La spinta delle pubbliche amministrazioni in questa direzione, accelerando l'innovazione e rendendo più agevole l'accesso ai servizi, più snelle le procedure e più semplici gli adempimenti, è preziosa e non può essere frenata da dannose frammentazioni di compiti e funzioni, da sovrapposizioni di competenze e da inefficienze nell'utilizzo delle risorse. Ai prefetti compete di favorire in ogni modo la cooperazione fra istituzioni, quale condizione essenziale per superare situazioni di stallo, contrastanti e divaricazioni di interessi pubblici, percepiti dai cittadini come una dialettica sterile che ritarda e spesso vanifica la decisione finale. Occorre farsi carico in concreto dei bisogni e delle aspettative dei cittadini e garantire l'effettivo esercizio dei loro diritti.
Si tratta di un impegno quotidiano che nelle aree metropolitane come nei comuni più piccoli deve convergere dove maggiori sono le disuguaglianze e le ingiustizie sociali, con attenzione al disagio dei più giovani e dei più anziani. In quest'ottica utile è l'azione di supporto alle scuole per le iniziative, anche fuori dall'orario scolastico di lezione, di contrasto all'abbandono scolastico e all'esclusione sociale. L'efficacia e la credibilità dell'azione pubblica si fondano sul rispetto della legalità, sull'etica del servizio e sulla trasparenza. Occorre grande fermezza contro ogni tentativo di asservire uffici e istituzioni a interessi personali, a favoritismi e malaffare. Vanno incoraggiate le intese tra amministrazioni per prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e di condizionamento criminale nei contratti pubblici, con misure opportune dirette a salvaguardare la realizzazione delle opere e l'occupazione. Nella gestione dei continui flussi di persone in fuga da guerre, persecuzioni e povertà, spetta ai prefetti un ruolo essenziale per coordinare le attività di primo soccorso e di assistenza, per garantire condizioni generali di sicurezza e di rispetto alla dignità umana, per favorire la sistemazione più adeguata nelle diverse realtà. Grazie a un'attenta opera di mediazione si stanno realizzando, sulla base di accordi con enti locali e associazioni di volontariato, positive esperienze di accoglienza e di inclusione, con l'inserimento dei profughi anche in progetti di utilità sociale. Operare con determinazione per l'affermazione dei principi nella sicurezza e di libertà nella sicurezza e la coesione delle nostre comunità, per il buon funzionamento della macchina pubblica a garanzia dei servizi essenziali, significa far vivere nel quotidiano i principi e i valori che sono alla base del patto di cittadinanza repubblicana. Con questi auspici, a voi prefetti e a tutti coloro che con voi celebrano la festa della Repubblica, rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro. Sergio Mattarella.
Vengono resi gli onori al prefetto di Foggia, dottoressa Maria Tirone, che lascia il luogo della cerimonia. Compagnia, arte! Presenta! Onori al prefetto della città di Foggia. Il gonfalone della provincia di Foggia lascia il luogo della cerimonia. Compagnia, arte!
Un po' che tu. Non lo so, non mi sembra che sposto a così è manco quello. Ma penso che non possiamo non so bella. La compagnia Interforze lascia il luogo della cerimonia.